Benvenuti in questo ultimo video, ma non per importanza, ma perché Monterosso è la quinta delle Cinque Terre arrivando dalla Spezia. Dovete considerare che è la più grande come superficie e ha una doppia esposizione, diciamo così. È l'unica delle Cinque Terre che ha più spiagge balneabili, quindi lì potete trovare lo stabilimento con l'ombrellone e la sdraia se avete una famiglia e quindi volete godervi un po' più il mare in maniera tradizionale. Si può arrivare in macchina, in treno, anche lì con i battelli. Monterosso ha parecchie cose da visitare, quindi abbiamo la Torre Aurora, che è del nostro amico Elia, che è un nostro partner, dove potete farvi delle bellissime aperitivi, cene, pranzi con gli amici. Abbiamo Miche, che è un ristorante molto di elite, che anche loro sono nostri amici, partner e clienti. A Monterosso c'è la produzione e la rivendita poi delle ceramiche, quindi la casa d'arte delle ceramiche di Monterosso, che anche loro sono nostri partner e troverete nella sezione della Fenice Experience e Lifestyle, e soprattutto tutta una serie di stabilimenti e di bar, attività e ristoranti veramente di livello. Trovate varie tipologie, vedo che il cliente target che investe da noi è sia l'investitore per mettere a reddito affittacamere e casa vacanze, ma anche la famiglia più numerosa che cerca magari un alloggio dove poter poi godere il mare. Addirittura abbiamo clienti che hanno comprato più immobili con noi e che trascorrono gran parte della stagione, iniziandola da aprile fino a ottobre, al mare, godendosi quasi tutti i weekend e diventando quasi dei residenti a Monterosso. Ci sono famiglie storiche che hanno comprato e venduto case con noi negli ultimi anni, e la zona di Fegina, che è il lato quello verso il Gigante, dove trovate anche si possono trovare delle ville veramente importanti di imprenditori. Da non dimenticare la Villa Montale, dove anche lì aveva vissuto l'infanzia il famoso poeta, e tutta la parte del centro storico e del borgo, dove anche lì abbiamo una casa che era stata anche quella in origine ospite Montale, era dello zio, e la via Roma, che è la via dove trovate tutte le attività e i negozi dove potete fare anche shopping. La produzione che c'è anche a Monterosso, c'è un'ottima produzione di pesto e le famose acciughe di Monterosso, per non dimenticarsi i limoni di Monterosso e il limoncino, e quindi quello vi consiglio di andarlo a degustare o nelle aziende agricole che trovate anche lungo i sentieri, o giù direttamente presso l'Enoteca Internazionale o tutta un'altra serie di locali che vi possono accogliere e darvi ottime indicazioni. Io vi saluto da questa breve rubrica, spero di esservi stati di aiuto per potervi intanto aver dato una guida e un'educazione per sapere su cosa far leva, a cosa indirizzare la vostra attenzione se venite a trovarci. Quindi non mi rimane che aspettarvi dal vivo per potervi accompagnare a realizzare magari il vostro sogno o della casa al mare o dell'investimento da mettere a reddito.